Buonasera cari telespettatori, grazie per essere in nostra compagnia e questa è un'eccezione perché questa sera siamo in questo studio ed è bello perché alla fin fine questo era lo studio dove io ho iniziato tempo fa con TV7 alle 7 insieme alla collega Damiana Schirru, dopodiché altri format come ad esempio Jobs, insomma ritorno un pochino, mi viene da dire anche se sono a casa al gruppo editoriale TV7, quindi stavo dicendo ritorno in uno studio storico per quanto mi riguarda. Allora questa sera ai Reporter, come vi dicevo, lo realizziamo qui, ma non è che cambia nulla, insomma, ci diamo un po' un tono con lo studio bello, ma le tematiche insomma rimangono sempre importanti, certo. E quindi vado a ricordarvi che nella prima parte parleremo di sicurezza e privacy in rete. Con chi lo facciamo? Con Gianfranco Volpin, che ricordo essere il segretario regionale del COISP e anche responsabile della Polizia Postale di Padova. Successivamente parleremo di sanità accreditate a rischio chiusura e c'è stata proprio una grossa manifestazione proprio ieri nel nostro territorio. È una tematica che ritocchiamo noi del gruppo editoriale TV7 per essere sempre vicini al pubblico e soprattutto alle esigenze del cittadino. Volpin, buonasera, grazie di essere tornato nei nostri studi. Bello, no? Qua così è più comodo rispetto al tavolo di là dove siamo tutti un po' stretti, ma è solo per questa sera, non prendiamoci troppo gusto. No, beh, devo dire che è molto bello il posto perché ci siamo stati altre volte qui, come hai detto in passato, in passato, ed è bello, insomma, sicuramente hai detto bene, lì eravamo più stretti, forse eravamo più intimi, diciamo, esatto. Allora, però sicuramente... Allora, adesso smettiamo di sorridere e insomma, addentriamoci in questa tematica, certo. Insomma, sicurezza e privacy in rete. Come ben sapete noi di iReporter per te partiamo sempre con il ricordare a tutti voi che siete invitati telefonicamente allo 049 80 777 57, ma ricordiamo che si parte sempre dallo spunto della cronaca, da un fatto di cronaca. Insomma, vogliamo ricordare che purtroppo qualcuno è sotto inchiesta, giusto? Per quanto riguarda, ci sono degli accertamenti per l'utilizzo insomma non consono di un'app che si chiama WhatsApp, appunto, quindi il famoso sexting, cioè qualcuno ha chiesto a una ragazzina minorenne di inviargli, sedicenne, quindi inviare delle fotografie osè, e dopodiché insomma tra uomini sappiamo che noi siamo degli stupidi, ci si è vantati. Ok, comunque ripeto, noi non diciamo niente, nome, nulla, perché in questo momento ci sono ancora le indagini in corso e non vogliamo ledere logicamente la dignità sia della minorenne che delle persone che sono coinvolte. Però parliamo appunto di sicurezza e privacy in rete partendo appunto da questo sexting. Ricordiamo innanzitutto che cos'è il sexting e dopodiché ci addentriamo per capire come tutelare i nostri ragazzi. Certo. Allora, il sexting tanto è una realtà in questo momento che sta andando molto di moda, se così vogliamo definirla, anche se dire moda sarebbe sbagliato, però è una realtà che i ragazzi al giorno d'oggi lo fanno in maniera continuativa perché stanno perdendo un po' quello che è la loro, se mi lasci parlare, dire il termine, il loro pudore del loro corpo. Perché che cos'è in realtà? Non è niente altro che uno scambio di immagine del proprio corpo nudo e ce lo scambiamo. Se noi pensiamo che i ragazzini sono veramente... Ce ne sono tanti, io non ti voglio dettare le percentuali perché insomma, le percentuali lasciano il tempo che trovano, però è una moda, come dicevo prima, io faccio la foto del mio corpo nudo e la inviamo a tutti quanti. Allora c'è questa grande moda, manca Emiliano, ti chiedo scusa, manca veramente il fatto di dire del rispetto di se stessi, del rispetto del proprio corpo, non ha importanza perché effettivamente lo fa, non importa, l'importante è farlo, questo scambio, e dopodiché quando ci rendiamo conto che sono minorenni è chiaro che qui scatta un altro reato, che è quello effettivamente perché... La pedopornografia, la pedopornografia, sì, materiale pedopornografico, è chiaro. Volevo ricordare una delle mode più in voga del momento, e cioè il famoso selfie, quello che tu prendi il tuo cellulare e ti fai l'autoscatto, insomma parliamo in italiano, l'autoscatto. Da questo autoscatto appunto nasce poi un'altra evoluzione, quello che diceva appunto Volpini, il fatto del
dell'autoscatto sul proprio corpo, quindi delle nudità, con una frivolezza purtroppo che è logicamente a volte legata alla giovane età di chi fa l'autoscatto, insomma sono spesso e volentieri minorenni e non solo, ricordiamolo, però è lì che nasce la gravità, perché un maggiorenne alla fin fine è libero di fare quello che vuole, io ti voglio far vedere come sono fatto, tu sei un altro maggiorenne, non c'è problema. Il fatto è che il minorenne non è alla fin fine consapevole di creare un danno poi personale, oltre che alle persone care che gli sono intorno, che poi cercano di tutelarlo, perché ricordiamo anche sempre, e me l'ha insegnato proprio la persona che è qui accanto, che ciò che rimane, cioè scusate, quello che tu crei e riversi posti, si dice in rete, rimane per sempre, anche se tu lo cancelli, poi comunque qualcuno magari l'ha già scaricato, se l'ha messo via e alla fin fine sarà sempre lì. Anche perché Emiliano, diciamo questo, quello che noi andiamo a postare, perché il termine sono questi, andiamo a postare lì, in quel momento, anche se noi lo vogliamo togliere, come dicevi tu, non si toglie più, perché quella foto lì è una foto che sarà del server di dove è stato postato e non si toglie più, perché non è più nostra. Noi non dobbiamo pensare che quella lì è una foto nostra, no, dal momento in cui noi la andiamo a mettere sarà una foto del server. Teniamo presente una cosa, quando si parla anche di questa nuova realtà che è WhatsApp, che si parla tanto di questi ragazzini, che poi questo fatto viene. Se vuoi pure WhatsApp. Spiegare che cos'è per chi magari è profano WhatsApp, anche se è così famoso, anche se è così famoso, però che ci ormai... seguono tante età, tanti target, e quindi insomma WhatsApp non è niente altro che quella chat tra ragazzi che si va attraverso il proprio numero telefonico, attraverso la rete, che si va a messaggiare, mandare foto e quant'altro. Il problema è che questo WhatsApp ormai non è più diventato una cosa solo per ragazzi, perché ce l'hanno anche gli adulti. E tornando anche perché è comodo, costa niente. Ricordiamo anche l'utilizzo per quanto riguarda il comune di Padova proprio della polizia locale, quindi i Ghisa, come si dice a Milano, i vigili. Quindi c'è questo numero apposito, vi chiedo scusa, non lo ricordo a memoria, dove in tempo reale, se tu hai una problematica, puoi avvertirli e loro intervengono in maniera ancora più celere. Quindi, come dico sempre, io cito sempre Nobel. Lui aveva inventato la polvere, cioè la dinamite, scusate, la dinamite, questi sono stati i cinesi, la polvere da sparo, la dinamite per una questione di lavoro, quindi positivo, e qualcun altro invece l'ha usata per offendere, scopi bellici. Però vedi, ecco, anche in questo caso qua io voglio sempre ricordare una cosa, Emiliano, è giusto che parliamo di ragazzi che la loro sicurezza, la loro incolumità per quanto riguarda effettivamente di se stessi, però io voglio dire anche questo, permettimi, mi rivolgo anche alle donne, mi rivolgo anche agli uomini, mi rivolgo anche che poi al di là è vero, tu hai detto una cosa giusta, il fatto che sono maggiorenni, pertanto ognuno fa quello che vuole, però è anche brutto perché che immagini diamo? Io adopero sempre un concetto che è molto forte, che è la consapevolezza. Che cosa intendo quando parlo di consapevolezza? Dico semplicemente che i ragazzi tante volte non lo sanno, l'hai detto bene, tu non lo sanno, mentre l'adulto lo sa. Perché si parte dalla prevenzione? Proprio per questo, perché tant'è vero che non a caso di tutti gli incontri che si fanno nelle scuole si va proprio a toccare questo argomento per dire ragazzi, per cortesia state attenti, perché quando voi scattate una foto, e poi ti dirò ancora di più, se io che le vedo anche queste foto, hai detto bene tu, sono sempre più o meno delle fotocopie, perché si mettono lì nella stanza sua davanti allo specchio e se le scattano e le fanno, oppure vanno nel bagno e è sempre quello l'autoscatto e poi Volpini, gira in se stessi. Non so se lei sa che, pensate un po' cosa ho trovato, un ragazzo ha cercato la foto perfetta, quindi questo famoso autoscatto e selfie perfetto, tanto da passare tutta la sua giornata e quindi tutta la sua esistenza a cercare questa perfezione nell'autoscatto. Questo cosa ha portato? Una patologia psicologica per quanto riguarda il ragazzo. Lui si è chiuso in se stesso perché era deluso, non era mai soddisfatto, perché, parliamoci chiaro, non esiste la foto perfetta, insomma noi siamo come siamo, siamo belli e perfetti, così come Dio ci ha creato, e questo ragazzo ha iniziato a perdere l'amicizia, il sonno, la fame, passava la giornata, pensate un po', col telefonino, non è andato più a scuola, a fare fotografie, quindi da una cosa poi si finisce a un'altra, ma un'altra spiacevole. Non a caso, Emiliano, c'è la dipendenza di questo tipo di situazione della rete, che cosa ti porta a rovinarti, ti porta ad
perdere quello che è la propria identità, perché poi tu vivi la tua identità attraverso la rete. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che, come hai detto tu poc'anzi, si perde il rapporto delle amicizie, si perde il rapporto, addirittura non sai nemmeno se fuori piove o vento o neve, non sai nemmeno, perché vivi il tuo mondo all'interno della tua stanza. E quando noi siamo davanti a questa situazione che è una dipendenza vera e propria, bisogna per forza entrare e cominciare a curarsi. E anche poi, sai, partiamo anche da un altro presupposto, che poi l'isolamento in se stessi è veramente grave, perché poi il fatto che non ti rendi più conto di quello che ti sta succedendo, sei veramente in balia a qualsiasi cosa, e sei anche tu dentro, perché come hai detto tu adesso, cito le tue stesse parole, la foto perfetta non esiste. Sai quante ragazze si mettono là e cominciano, guarda, ti cito un caso. Sì, e dopodiché dovremmo avere proprio la signora Rinalda Montani al telefono, che è presidente del comitato provinciale Unicef Padova. Noi quando tocchiamo queste tematiche amiamo richiamare degli amici, insomma, certo, per sentire sempre i loro preziosi consigli. Quindi un secondo solo alla signora, la dottoressa, prego, Volpin. Stavo dicendo questo, che ci si trova veramente anche queste foto che noi tentiamo e sono sempre così, porta dentro di noi veramente un grande situazione psicologica, perché poi ti senti inadeguato in tutte le tue situazioni, Emiliano, in qualsiasi parte che vai non riesci più a rapportarti con la gente, e questa è una situazione che non te ne rendi conto, e nell'arco del tempo ti porta a questa dipendenza che è veramente brutta, perché ti tocca l'aspetto psicologico, e poi ti senti veramente teso in tutti i sensi. A me quello che spaventa inoltre è se poi tu magari in giro mi riconosci per quella famosa foto dove io sono nudo, o semplicemente magari perché sono il migliore a scuola e ho preso dei buoni voti. Però vedi la foto, la foto mi sa che purtroppo è la prima come opzione. Certo, la foto che tu sei molto bravo a scuola, quella non ne frega niente a nessuno, Emiliano. Certo. Mentre la foto la foto che tu sei nuda, guarda, ti voglio fare un esempio che mi ha colpito. Lo dicevo l'altra sera, sono stato in Facebook nel mio profilo, no? E ho notato una foto di una scarpa, di uno zoccolo teoricamente, e il suo piede di questa donna. E lo guardo e poi niente, non faccio nessun commento, non dico nulla. Il giorno dopo vedo la stessa signora che ha postato un'altra cosa, di una violenza su una donna. Che cosa succede? Succede che fa un commento questa signora e dice: sono molto delusa da questa situazione, perché per un piede e un sandalo ho avuto 80 mi piace e 100 commenti. Perché sto mettendo in evidenza le violenze che una donna ha subito, perché era una cronaca di un giorno, che è stata picchiata e lei non condivideva, non ho avuto né un mi piace, questa è la pura verità, non ho avuto nemmeno un commento, e questo è devastante. Io sono rimasto veramente allucinato, perché dico, ma come ci fermiamo su che cosa? Su un piede, su un sandalo? Questo è YouTube Italia, questo è Facebook. Allora ti interrompo e continuiamo subito dopo. Hai detto una cosa molto bella e l'approfondiamo. Abbiamo la signora, quindi la dottoressa Rinalda Montani, presidente del comitato provinciale Unicef Padova, al telefono. Pronto, buonasera. Buonasera, eccomi qua. Grazie per essere sempre, mi verrebbe da dire, a disposizione di iReporter per te. Noi stiamo parlando di sicurezza, di privacy in rete, ma forse è meglio anche focalizzare su come far capire ai nostri ragazzi, soprattutto alle femminucce, quanto il proprio corpo, quanto insomma postare una fotografia, farla girare, parlo di nudità, con amici, compagni o magari anche sconosciuti, sia così purtroppo brutto, dissacrante per quanto riguarda il valore del proprio corpo, esatto, del proprio corpo. Di quanto possa in realtà essere prezioso il proprio corpo e la dignità di se stessi, e noi non sappiamo insomma come far capire e soprattutto come far cambiare le cose, perché la colpa è della televisione. Quando tu ostenti sempre nudità, è logico che i ragazzi crescono così. Cosa ne pensa, dottoressa? Allora, ho sentito che parlavate di costruzione identitaria. Bisogna partire dalla costruzione dell'identità del bambino e successivamente il ragazzo. A questo contribuisce sia l'educazione familiare sia l'educazione scolastica, che servono non tanto da antidoto, ma proprio servono per riportare i ragazzi e le ragazze
al senso della realtà, cioè c'è un tipo di pseudo-educazione virtuale che condiziona anche culturalmente e anche dal punto di vista valoriale il pensiero dei ragazzi. Se non viene offerto loro un modello, un esempio che possa essere imitabile dal punto di vista dei valori, dal punto di vista della consapevolezza del proprio corpo, il corpo diventa un oggetto di merce e non quello che contribuisce alla tua identità. Allora, questo si può fare, visto i temi che stiamo affrontando, attraverso una alfabetizzazione emotiva, l'alfabeto delle emozioni, e questo bisogna iniziare da piccoli, e attraverso anche una forma di alfabetizzazione mediale, perché i ragazzi sono molto avanti per quanto riguarda l'uso delle tecnologie, ma la società adulta tutta deve accompagnarli a dare senso a quello che vedono, a quello che fanno, attraverso l'esempio e attraverso un lavoro fatto a scuola di analisi anche di testi, che possa far comprendere loro che è importante costruirsi un punto di vista, c'è un libro che ha come titolo Crescere senza fili. Ecco, crescere senza fili vuol dire sì, cresci attraverso la fruizione dei media, ma servono i fili della relazione con l'adulto, con la famiglia e anche con i pari. Questo è il rischio. Certo, è fondamentale. Sono ragazzi scardinati tra il virtuale e il reale, e in mezzo ci sono loro, e sono ragazzi che hanno tanti amici virtuali ma non ne hanno in carne e ossa. sono soli. Esatto. Ecco. Dottoressa, prego. Recuperare la relazione veramente tra le persone e coglierne però il valore di questa relazione. Concordo. Se no diventa distruttivo, come spesso succede. Non ci sono regole nuove, l'importante è recuperare proprio il valore autentico dell'educazione come relazione e dialogo tra le persone, coetanei e adulti. Dottoressa, io la congedo, la ringrazio. Grazie a voi. Mi viene da dire parole sante. Sì, sicuramente. Un saluto. La Rinalda dice sempre: io dobbiamo andare in pubblicità, perfetto, e dopodiché torniamo in diretta. Grazie sempre per la disponibilità. Pubblicità, e se ci sono domande o opinioni vi aspettiamo. A tra poco.